Una lettera pesata che cita la Genesi e la parabola del buon samaritano. I vescovi di Treviso e di Vittorio Veneto sono intervenuti invitando i fedeli a chiedersi che cosa significa essere cristiani al tempo dell'emergenza profughi e ammoniscono i politici locali a lasciare da parte le componenti ideologiche che impediscono loro di cogliere, scrivono i vescovi Gardini e Pizziolo, la drammaticità di tante situazioni umane. Insomma, per i due pastori della Marca trevigiana, cristiano è chi accoglie i profughi. Non si è fatta attendere la replica del governatore Luca Zaia, che stamattina ha parlato sul tema da Bassano. Chi è senza peccato scagli la prima pietra. I vescovi, che io rispetto, sono cattolico, capisco perché nel Vangelo si predica ovviamente la compassione, la solidarietà, l'aiutare chi è in difficoltà, ma invece i cittadini hanno capito che molti di questi che aiutiamo non sono in difficoltà, perché 2 su 3 non sono profughi. Comunque chi è senza peccato scagli la prima pietra. I vescovi hanno dato tutto quello che potevano dare, i seminari sono tutti pieni, gli edifici che hanno i vescovi sono tutti pieni e non sono utilizzabili. Bah, non glielo so dire.